San Piero Gorsu è uno dei grandi personaggi della storia gorsa e era così. Nasce nel 1498 in Basilica. Da giovane gli piacciono le armi, allora diventerà mercenario in parecchie armate. Per fare più classe si dice condottiere. Andrà in Firenze in l'armata dei Medici, dopo in l'armata di Papa e poi di nuovo in l'armata del re di Francia. In 1547 diventa anche colonnello di François I. A 47 anni si trova infine una moglie e Raoul. Si chiama Vanina Dornano e ha 15 anni. Ma San Piero si è scordato la villetta e gli dispiace di vedere a Corsica sotto l'oppressione genuese. In 1553 Pia deixa un'armata francese e turca per cacciare a Genova, sbarca in Corsica e ce la faccia a far nascere Ma mentre che San Piero va già a avere in l'Euro Basana, a sua moglie si annoia e finisce per fare sua alice. San Piero si annarbe a condanna a morte. Vanina accetta di morire solo se è San Piero che ha strangola. E al principio gli avviene per San Piero. In 1567 sarà tombola i cugini della sua ex. È stata così la vita di San Piero, e si dice che Shakespeare se ne è giocato per fare una pezza di teatro.